my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, finalmente sono arrivato con il video del tutorial completo per Town Hall livello 7. Perché ho ritardato così tanto? Solamente perché non avevo nessun Town Hall 7. Ho dovuto chiedere a tutti i miei amici, tutti i miei nemici, alle mie ex, ai miei professori. No scherzo, ho solamente chiesto a tante persone, ma non sono riuscito a trovarlo. Dopo il mio capo, dato che aveva un Town Hall livello 6, gli ho chiesto di prestarmi il suo Town Hall livello 6. Dopo lui se l'è fatto livello 7. E finalmente eccomi qua con il municipio livello 7. Perciò ringrazio Marco che mi ha prestato il suo municipio. E iniziamo con il nostro tutorial. Allora ragazzi, la prima cosa da fare quando abbiamo un municipio livello 7 sarà sicuramente quello di posizionare il re barbaro. In questo caso, allora, postremo Gemarcero. Sono solamente 273 gemme, ma non lo facciamo dato che Marco mi ammazza. Allora, il re barbaro appena potete dovete farlo. Come fare il re barbaro? Allora, io vi consiglio di salire di coppe. In questo caso sono a cristallo 3 con un Town Hall livello 7. Vi consiglio di salire, prendendo sempre municipi esterni e farvi le pozioni fulmine e iniziare a fulminare la gente come se fossi Dio Zeus. Allora, per quanto riguarda le difese, io vi consiglio prima innanzitutto di farvi le difese, quella che fanno raggio d'azione, nel senso che non attaccano solamente una truppa singola, ma porco. Allora ragazzi, Marco è uscito dall'account, mi ha anche donato, è venuto nel clan, perciò lo salutiamo e andiamo a vedere un attimo il suo villaggio. Cazzo, da quando è che ti sei fatto tutti i muri al 10? Ma era da 3 settimane che non ti stalkeravo e si è fatto tutti i muri al 10. Maledetto. Vabbè, torniamo a casa. Devo superarlo. Allora, la lega che io vi consiglio per farmare con il Town Hall livello 7. Allora ragazzi, state bassi ad argento 1 o argento 2, là veramente perfetto. Ecco, Marco ci dona truppe, grazie ai pedomatori, e andiamo a fare un attacco farming. Che truppe usare per l'attacco farming? Ragazzi, io vi consiglio innanzitutto i giganti, spaccamuro e il resto barbari, arcieri o goblin. In questo caso abbiamo solamente arcieri e dobbiamo portarci dietro una guaritrice. Perché della guaritrice? Perché la guaritrice ora non viene più distrutta dalle mine aeree, quelle nere. Dove sono? Ecco, sono qua, queste qua sono le mine aeree nere. E penso che ho detto tutto, noi andiamo a fare l'attacco. Allora ragazzi, dopo anni ho finalmente trovato un villaggio da attaccare. È molto più forte di me. Cazzo, mi manca una pozione. Diamine! Come faccio ragazzi? Prendo 2 depositi e scappo via. Allora, stavolta mi sono portato anche un po' di goblin, dato che avevo già fatto un attacco e come sempre il mio telefono non ha registrato l'audio. Allora, partiamo con... Sì, ho subito guaritrice, dato che stavolta non ci sono i cosi là. Vediamo cosa mi hanno donato. Spacchiamo un pochino, ok. Allora, ora l'importante è prendere 2 depositi di Elisir e scappare via. Mannaggia. E vabbè, questi qua stanno già morendo. Ok, devo mandarli qua i miei goblin. Facciamo così. Prendete Elisir. Dai, ok, Elisir preso. No, questo qua non gliela prendono. Me sa di no. Ok, un colpo di mortale e sono mal di goblin. Allora ragazzi, il mio consiglio è quello di portarvi subito sulle truppe perché si fila veramente in una maniera assurda. Come vedete i miei giganti a livello 3 sono già morti e non faccio neanche il 50%, perciò purtroppo Marco scusami se la tua scalata finisce qua. E vabbè, noi facciamo resa e partiamo con l'attacco della Crown War. Allora ragazzi, comunque dopo il mega fail di prima vi faccio vedere una difesa farming per Town Hall livello 7. Se mi chiedete una difesa farming, io vi consiglio di farvi questa. Comunque il re mettetevelo fuori, dato che Marco non ce l'ha ancora. E per le difese da coppe io vi consiglio questa, veramente molto bella. E al centro naturalmente ci sta il king. In questo caso ci ho messo un pezzo di muro perché non ho il re. E penso che ho tutte le truppe, sì stavolta ho tutte le truppe e tutti incantesimi.
Marco, ti ho usato un po' di gemme e penso che non ti dispiace. E andiamo a fare un attacco. Ok, andiamo a attaccare. Allora, vediamo che numero sono io. Io sono il numero 27. Dovrei attaccare il mio corrispondente. 27 è già stato preso, perciò attacchiamo il 26. Caspiterina, caspiterina, non so se ce la posso fare con le truppe che ora. Allora, facciamo. Intanto vediamo il replay, così vediamo dove ha sbagliato, dove ha attaccato con i draghi il nostro amico. I draghi mai così, amico, mai i draghi in un unico punto, perché vanno a farsi giro. Beh, comunque è stato bravo, ho preso il Town Hall e la seconda stella. Noi dobbiamo fare di più. Allora, torniamo a casa. Facciamo attacco. Io come truppe per la war mi sono portato persino i goblin. Perché i goblin? Perché, come vedete, all'esterno ci sono le miniere. Per assicurarmi il 100% metto i goblin, così vanno veloci veloci e prendono tutto. Allora ragazzi, la prima cosa da fare è meglio girare l'iPad, così dobbiamo prendere anche la difesa aerea. Il castello, come abbiamo visto prima, ha un coso lì, un drago, perciò dobbiamo fare così e distruggere il drago. Bravo, perché ho messo un gigante? Potevo mettere anche un coso, un barbaro. Ok, attiriamo il gigante, sì, gigante, il drago. Vediamo il re, sì, oggi sono dislessico. Vediamo il barbaro che muore. Vieni un altro po' fuori. Ok, come distruggere un drago in Clover? Andiamo a vedere. Dobbiamo portarlo prima in un angolo buio del villaggio e fare una cosa cattiva così. E mettete il mago dietro, così il mago tanga, 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 tanga. Mamma mia, perché mi benedici il mago? Ti odio, ti odio. Ok, 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 ok. Il mago non deve morire, il mago non deve morire. Dai, dai, dai. Pam! Distrutto il drago. Ora dobbiamo prendere la difesa aerea e entrare dentro. Mi ricordo che mi hanno dato qualche mongolfiera nel castello. Ok, giganti così. Bravo, sì, adesso c'è una bomba gigante, scommetto. No, non c'è, perché non c'è posto per una bomba gigante. Mandiamo il castello, dato che mi hanno dato una mongolfiera. Ok, maghetti così. Altro spaccamuro, guaritrice. Good, good, good. Ok, entriamo dentro. Gli arcieri, gli arcieri, gli arcieri, gli arcieri, ragazzi. Gli arcieri non possono mancare qua. Good, good. No, no. No, no, non dovete morire qua, ragazzi. Non dovete morire qui. Dobbiamo farli almeno 3 stelle. 3 stelle. E dai, le 3 stelle. E abbiamo un'altra pozione. No, ormai siamo morti qua, caspita. Non facciamo la terza stella, purtroppo. Non facciamo la terza stella. Almeno la seconda stella, dai. Dai, prendilo, prendilo. Ok, oggi non facciamo neanche belle figure, facciamo big fail. Le 3 stelle me lo posso scordare, dato che sono morti tutti i giganti, ragazzi. I giganti al 3 muoiono subito. Vi consiglio di farli almeno al 4. Al 4. 63%. Ok, i goblin stanno ancora prendendo un pochino di elisio nero. Pam 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 pam. Che brutti sti goblin. Ok, abbiamo fatto big fail. Facciamo resa. Torniamo a casa. Allora ragazzi, ho fatto veramente degli attacchi schifosi oggi, perché non sono abituato a queste truppe. Come al solito, se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.